Allora abbiamo qui un amico di Orosei, sono le ore 18:20, la gara è iniziata ovviamente alle 17, pescheremo qua Corte. Come sta andando la serata con gli altri? Appena arrivato abbiamo provato un'armatura a 2 ami sotto riva, mangiato, ho perso un bel mormorone. Però ho chiamato armatura, l'ho preso, una mormora, ma le condizioni sono un po', c'è alta pressione. Sì? Sì, ancora magari come cambia, come va la luce, magari i pesci dovrebbero avvicinare a terra, speriamo. Speriamo bene, così poi dopo ci vediamo per le premiazioni. Grazie mille, a dopo. Grazie a voi. Ecco Toto con la sua mormoretta. Quindi faccio parte del GSP di Lanusei e niente, per questa gara ho attuato la tecnica del trap a 3 amme, Okay. 2 flotteratti, quindi che rimanga all'esca a galla e uno a fondo. Adesso vediamo i risultati. Secondo te, visto che conosci bene i nostri mari d'Ogliastra, la serata di oggi è proibitiva? Beh, diciamo che abbiamo un mare che sembra un lago, quindi Molto piatto, si punta soprattutto a pesci di galla e si vedrà. Tra un po' adesso come inizia a imbrunire, può darsi che inizino a uscire mormore e qualche pezzo più grande. Quindi cosa facciamo? Aspettiamo alle 19:30? Ok, Sì, perfetto. aspettiamo. Ci aggiorniamo a dopo, grazie. Pisciolini. Dai tanto! La bosessi cattero da! Sono le 7:15 di questo sabato 7 aprile, questa gara Non importante in Ogliastra. Dobbiamo aspettare ancora l'imbrunire. Spero che qualcosa esca all'imbrunire. Non c'è nulla, né vicino né lontano. Come mai secondo te, visto che sei un pescatore esperto? Perché si sta abbassando la marea. Ok. La marea aveva il picco alle 2:30, adesso si sta abbassando fino alle 8:30. Spero che alle 8:30 si Queste qualcosa. sono cose tecniche che noi neofiti sai che non sappiamo. Cambio di marea. Quindi il tuo intervento è molto, molto prezioso per noi. Io spero che verso le 8 si peschi qualcosa. Speriamo bene. Prima non c'è niente. Grazie mille. C'è nulla. A più tardi. Ok, buon giro. Dai, abbiamo qui il nostro amico Sir Giuseppe che gioca in casa. Stiamo impegnando, vediamo di fare un po' meglio di questo. Dai, ricordiamo il nome della squadra di Lanusei. E qua abbiamo un'amnesia. Chiediamo aiuto a Pasquale. Pasquale, aiutaci. Oh Sergio, ma dobbiamo aspettare ancora l'imbrunire? Per il pescato, cioè. Va bene. È solo dai. un assaggio della Perfetto, dai, a più tardi, grazie mille. serata. Ciao ciao. Culo alla balena. Faccio parte del Fishing Club Marco Carta, siamo qui alla prima gara di settore Ogliastra a livello delle provinciali. Speriamo che quest'anno qualche pescetto esca, visto che l'anno scorso è stato poco produttivo, un pochino per tutti. Sta iniziando bene, dai. Speriamo che prosegui così. Poi l'amicizia e la compagnia sono sempre le cose più belle di quest'anno. E possiamo aggiungere in culo alla balena. E speriamo che non caghi. Grazie. Ecco, con l'amico di Orosei che ha appena pescato una bella orata, vero? Sì. Nonostante il pomeriggio di stasera, visto che abbiamo il problema della marea, aspettiamo ovviamente ancora. Eccola che è volata lì, ma è bella grande. E anche, eccola un'altra. Aspettiamo ovviamente all'imbrunire, sono ancora le 19 di questo 7 aprile, di questo sabato in Ogliastra. Al buio speriamo di fare qualcosa di più. Concorrente che arriva da qua vicino, da Tortoli Arbatax. Allora, la prima gara in questo sabato di aprile, dobbiamo ancora aspettare l'imbrunire, però visto che hai catturato per adesso una secchia, Quello che è capitato. Prendiamo tutto quello che viene. Purtroppo non ci sta premiando i vari tentativi e i vari tipi di esche. Confidiamo nell'imbrunire. allora, Perché pesci ci sono. allora aspettiamo e ci vediamo più tardi, va bene? Grazie mille.
Grazie a te. Siamo con Graziano che arriva da Nuoro, una delle la prima gara della rassegna Surfcasting. Certo che oggi l'Almarea non è ai massimi livelli, però vedo che la gara procede. Sì, buono. Quindi cosa ci aspettiamo? Che ce la vinciamo il settore. Certo, siete la squadra. Sì. Allora in culo la balena. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Antonio Mele e nel mondo della pesca mi conoscono in tanti perché anch'io a mia volta faccio dei video, dei documentari di pesca, scrivo per una rivista. Oggi siamo in 70 all'incirca, stiamo facendo la prima manche delle selettive, le gare provinciali, che serviranno poi per dare accesso ai campionati regionali e poi ai campionati italiani. La spiaggia di Museddu, dove siamo questo pomeriggio, è una spiaggia tutto sommato pescosa. Il problema è che in questi ultimi anni si è un po' impoverita, come del resto un po' tutti i litorali della Sardegna, quindi sta diventando un po' dura per tutti. Poi i nuovi regolamenti ci permettono di pescare solamente con una canna per 4 ore e noi stiamo giustamente alle regole, peschiamo con una canna per 4 ore, quindi insomma il pescato non è più abbondante come una volta, anche i mari della Sardegna si stanno impoverendo, questa è la realtà. Comunque confidiamo con l'arrivo del buio, delle tenebre, per poter cercare qualche mormore d'Italia, perché qui abbiamo anche un bel digrado, una certa profondità, una profondità importante in questa spiaggia, quindi è possibile che a tiro di canna si possano avvicinare anche belle mormore. Noi ci proviamo, siamo qui, siamo tutti appassionati, ce la stiamo mettendo tutta. Bocca al lupo a tutti. Oh, grazie a te perché il tuo contributo è molto tecnico e per noi è molto prezioso. Grazie a voi. Adesso con dei plotter fluorescenti vediamo un po' se riusciamo a trovare qualche piccolo grufolatore, visto che oggi mi sembra una giornata un pochettino così, con poco pesce, però dai, non molliamo e tentiamo fino all'ultimo. Adesso vediamo con questi plotter luminosi se riusciamo a realizzare qualche bella cattura. Vediamo bene. Doveva premiare con facci,
Secondo del settore, Tanda Davide. Dopo aver dato capo non sei capito. Secondo il settore, è la prima gara che straniero nella doppia finale. Società! Oltre male! Vai tu che sei juventino che sei abituato a alzare il gruppo. Seconda società, la Occhio alzato. Perché lui è la prima gara che fa. Non becca battone. Oggi hai fatto una gara, non a Fallo girare. Cosa pensa che non ti do per portare? Giocatore. Primi di settore. Primi di settore. Via Mattia.
io me la mangio. Raga voi, che roba primo di settore, Catte Giovanni. Metti la medaglia. C'è che il presidente. Su la foto. Bacia presidente. Non devi morire. Dai Sergio, l'anno 6. Grande Sergio! Ma campionato intero di sistema. Non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno. Mordila. Per ritirare, se volevo mettere dei organizzatori. Ricca Graziano. Che non sai quando la Primo classificato Bravi!